Filippo, mi piacerebbe che tu mi insegnassi un brano sardo. Va bene. E che cosa mi vuoi insegnare? Dai. Su Dillu, Chi te l'ha insegnato su Dillo? maestro Bruno Cammedda. Ah, va bene, allora adesso tu fai il maestro a me. Va bene. Tu suoni, io ti vengo appresso. Vai. Senti. Ma com'è che ti è venuta questa passione per l'organetto? Quanti anni c'hai, Filippo? Io ho 5 anni e mezzo. E suoni così già bene, così da quanto tempo suoni? Da quando avevo 4 anni. E così ti è venuta la voglia di suonare da un momento all'altro? Veramente non 4 anni, ma 4 anni e mezzo. Ah, vabbè, hai fatto una particolarità. Ma dimmi un po', ma com'è che ti è venuta questa passione? Dimmi un po'. Siamo usciti fuori da una pizzeria e c'era un gruppo di suonatori, c'era uno che suonava musica etnica, c'era uno che suonava fisarmoniche e organetto e io mi sono incantato a bocca aperta. Poi quando ho finito il concerto mi hanno comprato il CD, mamma e papà hanno detto vabbè, gli piace questa musica, compriamo il CD. E quindi il CD ce l'avevamo a casa, in tutte le macchine. L'ascoltavamo sempre e anche ora sto continuando ad ascoltarlo. E quindi il nonno mi ha regalato l'organetto giocattolo e questo gioco alla fine aveva un senso. E quindi ho iniziato a suonare, ho fatto prima il conservatorio, poi abbiamo provato la batteria, però non andava bene. E poi abbiamo provato Bruno, Orlando mi ha detto no, è troppo piccolo, invece Bruno ha detto come? No, io lo voglio. E quindi da quel giorno ho iniziato con l'organetto di Orlando e poi mi hanno comprato l'organetto vero, professionale, che sarebbe questo, e quindi ho iniziato a suonare. Ma tu da grande che vuoi fare? Che cosa vuoi fare con questa musica? Io vorrei girare per il mondo suonando questo strumento.